Il Teatro Nestor di Frosinone mercoledì 18 aprile ha ospitato la manifestazione Conosciamo i volti del disagio. L'iniziativa è stata organizzata dalla Questura Frosinate in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e patrocinata dal Comune di Frosinone. Siamo alla quinta edizione, però mi piace sottolineare il fatto che questa iniziativa di quest'anno ha qualcosa di nuovo. Abbiamo cercato di riempire di contenuti quella che era una iniziativa che si ripeteva negli anni e che era genericamente volta a promuovere la cultura della legalità. Quest'anno abbiamo scelto un focus specifico che è quello del disagio giovanile. L'iniziativa si sarebbe più proficuamente e utilmente dovuta chiamare un selfie al disagio giovanile, perché è il disagio visto dai giovani attraverso gli occhi, le parole, il cuore dei ragazzi. Speriamo che questo possa tornare utile a loro, ma anche utile a noi. Noi come istituzione ci siamo. È chiaro che la istituzione polizia non è forse quella più idonea per cercare di avvicinare i giovani. Noi ci possiamo fare promotori di un messaggio culturale, possiamo dire che le nostre porte sono sempre aperte, non al fine di perseguire forme criminose, ma anche al fine di dare sostegno. Non a caso nei nostri uffici c'è una figura che è quella di una psicologa che appunto molto spesso ha contatti con i giovani nelle scuole, ma anche svolge attività con i singoli che chiedono ausilio e aiuto. Quindi l'appello è quello comunque di rivolgersi a noi anche per problematiche che non attengono strettamente al nostro campo, perché possiamo essere poi in grado di indirizzarli. Presente alla manifestazione il prefetto di Frosinone Emilia Zarrilli, la quale ha sottolineato l'importanza di promuovere la cultura della legalità e combattere ogni forma di discriminazione tra le giovani generazioni, affinché queste percorrano la giusta strada. L'importante è che i ragazzi sappiano che noi ci siamo. Ci sono gli adulti, gli insegnanti, i genitori, la scuola e anche le istituzioni vicino ai nostri giovani, perché ritengo compito aggiuntivo a quelli che sono i compiti primari della prefettura e delle forze dell'ordine è quello di far crescere sulla giusta strada le nuove generazioni. Io insisto su un concetto: se noi lavoriamo su di loro oggi, avremo domani dei cittadini consapevoli. Oggi è una giornata in cui si parla in particolare di una forma di prevaricazione che c'è sempre stata. Oggi definiamo i bulli dei ragazzi con la testa fuori posto, insomma. Ma quello che vogliamo dire, rivolgiamoci agli altri ragazzi, a quelli che vedono i bulli. Allora un incoraggiamento non a fare i delatori, ma a essere consapevoli di fare la cosa giusta. Protagonisti dell'evento gli studenti degli istituti di istruzione superiore del capoluogo, che si sono esibiti con recite, balletti e canti con l'intento di sensibilizzare i coetanei alla tutela dei diritti. Oggi noi rivolgiamo alle scuole alle scuole secondarie di secondo grado, ma alle scuole prime, quindi ai giovani che iniziano un percorso scolastico, questi nostri messaggi. Quindi il messaggio principale è comunque di combattere le piaghe sociali tipo il bullismo, il cyberbullismo, la microcriminalità, la violenza in generale, violenza negli stadi eccetera. Quindi dobbiamo far capire ai giovani che c'è tutto un altro mondo, che è il mondo della cultura, è il mondo dello studio, e quindi continuare, diciamo, ad apprezzare quello che viene dal mondo della scuola, che è occupata a 360 gradi su questo, si occupa di questi problemi a 360 gradi.